Allora, come avete capito io sono un economista, quindi mi scuso con il collega e con i giuristi e gli avvocati presenti se avrò delle imprecisioni nel mio linguaggio. Io non sono una giurista e userò più un linguaggio economico che giuridico. Allora, io però sono un'economista che si è occupata del tema del decentramento da tanti anni, perché il decentramento non è una novità, non è neanche una novità di Bossi negli anni 90, nel senso che il decentramento, o meglio, come dire, la devoluzione dei poteri di spesa e di tassazione è una tendenza che ebbe luogo a partire dagli anni 90 in moltissimi paesi, non soltanto in Italia, ok, per una serie di motivi che ora vi spiegherò, ma moltissimi paesi sviluppati in via di sviluppo. All'inizio degli anni 90 c'erano questi documenti, ad esempio della Banca Mondiale, del Fondo Monetario, che suggerivano ai governi di decentrare poteri di spesa e di tassazione. E perché queste istituzioni davano questi suggerimenti? Perché la teoria economica ha dato questi suggerimenti verso il decentramento? Perché in effetti il decentramento, se ben attuato, cioè se veramente realizza la responsabilità dei politici locali, perché sono più, noi economisti osservabili dai cittadini, il decentramento, se ben attuato, può portare più efficienza nel sistema economico. Quindi a partire dagli anni 90 parte questa ondata di decentramento che riguarda anche l'Italia. L'Italia ha la legge all'inizio degli anni 90 che istituisce il tributo sugli immobili a livello comunale, no? E all'inizio degli anni 90 in Italia si intraprende questo percorso perché siamo in un momento di crisi di finanza pubblica, i nostri conti pubblici sono totalmente fuori controllo e quindi la teoria economica suggerisce e la politica mette in pratica questi suggerimenti che attraverso il decentramento si poteva anche un po' efficientare di più la pubblica amministrazione. Quindi la riforma che arriva nel 2001, di cui ora poi vi parlerò, la riforma che arriva nel 2001 di fatto costituzionalizza tutta una serie di riforme che in Italia furono fatte negli anni 90, ok? Allora, perché ho fatto questa premessa? Ho fatto questa premessa perché voglio sgombrare il campo da un equivoco, nel senso che io non sono contraria al regionalismo differenziato per motivi emotivi, come mi ha detto Zaia in un dibattito radiofonico che abbiamo fatto. Cioè Zaia e anche Bertolisti voi siete emotivi, non capite cos'è il decentramento. No, noi lo capiamo e come, è a partire dagli anni 90 che studiamo questi temi, ok? Ma qui non c'entra nulla con il decentramento, perché qui il principio di responsabilità da parte di questo governo veneto non si capisce quale dovrebbe essere, dato che loro si agganciano a delle risorse certe tramite una compartecipazione, come avviene per le regioni a statuto speciale. Ok? Quindi ho voluto fare questa premessa proprio per evitare l'impressione che io possa essere contro il regionalismo per motivi così un po' ideologici. Non è questo il motivo, ok? Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo comma 3 dell'articolo 116 che poco fa è stato richiamato, ed è un comma che è stato introdotto per la prima volta, come vi dicevo, in quella riforma del 2001. Quindi prima del 2001 questo comma non esisteva, è una novità assoluta, introdotto per una serie di motivazioni, anche perché c'erano queste forti istanze secessioniste, indipendentiste da parte della Lega, e quindi, come sappiamo bene, il partito, il centro-sinistra che fece approvare questa riforma a colpi di maggioranza mise anche questo comma, ok? Che però una formulazione simile mi pare si trovava anche nella commissione bicamerale, quella di Leva. Comunque, il comma 3 è stata una novità assoluta nel 2001, si introduce, si disse, il regionalismo differenziato, anche se in realtà noi eravamo già in un regime di differenziazione, perché prima del 2001 avevamo già le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Quindi due sistemi di finanziamento, di competenze, ma non solo, anche all'interno delle regioni a statuto speciale ci sono molte differenze.
benissimo che nel 2001 si vuole introdurre un'ulteriore forma di differenziazione ad un sistema che era già differenziato. La cosa interessante è che la formulazione di la cosa da far osservare è che la formulazione di questo comma 3 è una formulazione molto scarna, non si dice granché, si dice pochissimo, non si dice, si parla di intesa, si parla sostanzialmente del fatto che gli enti locali devono essere sentiti e poi si dice può essere attivata questa richiesta di maggiore autonomia da parte di tutte le regioni a statuto ordinario sulle 23 materie, ma diciamo sulla base di quali motivazioni non è scritto. Probabilmente questo comma 3 necessitava di una legge di attuazione che non c'è mai stata. C'era stato un tentativo di fare una legge di attuazione, ma poi un tentativo abortito, mi sembra durante il governo Prodi, ok? Quindi noi siamo arrivati a questi referendum del 2017 in questo, diciamo così, un po' vuoto normativo, non so se uso il termine corretto, ma mi scusate, non sono una giurista, insomma siamo arrivati con questa formulazione molto scarna e quindi diciamo il problema è sulla base di questa formulazione così scarna abbiamo vari problemi da risolvere e questo è il motivo per cui diciamo siamo in questo stato di, come dire, di anche confusione nella trattativa fra queste tre regioni che ad oggi hanno richiesto e il governo. E quali sono diciamo le questioni complesse, le criticità? Innanzitutto le materie e le funzioni, perché le materie potenzialmente sono 23 sulla base di quello che dice il comma 3 dell'articolo 116, ma poi all'interno di queste materie si possono scavare delle funzioni, ok? Per cui adesso qui abbiamo il super esperto di questo tema, è uno dei pochi giuristi che sta facendo un lavoro certosino, però per esempio ad aprile io avevo organizzato un convegno in Cattolica e Galli ci aveva detto ma la Lombardia sta chiedendo 121 funzioni e noi economisti eravamo lì, ci siamo tutti un po' spaventati e agitati, ma come 121 funzioni, ok? Quindi nell'ambito di queste 23 materie si possono scavare delle funzioni, poi c'è il tema funzioni amministrative, funzioni legislative, e lì ma se sono funzioni amministrative perché non uso il 118? Che cosa c'entra il comma 3? Insomma, i giuristi si stanno un po' accapigliando anche su questo aspetto. Secondo tema, ma su che base chiedono queste 23 materie? Quali sono le motivazioni? Di efficienza, punto interrogativo, adesso vedremo, oppure perché vogliono ridurre questo residuo fiscale, cioè motivazioni di tipo redistributivo? Ora poi vi dirò qualcosa. E infine c'è la questione non secondaria delle risorse, cioè una volta che tu hai stabilito le materie, ti sei messo d'accordo su, che ne so, 20 materie e 150 funzioni, il tema è come finanzi queste materie, o meglio, il tema è devi prendere queste materie dal bilancio dello Stato, quindi le risorse che hanno a che fare queste materie dal bilancio dello Stato le trasferisci al bilancio delle regioni, ok? Quindi prima devi fare questo passaggio. E non è un passaggio, diciamo, come dire, facile, perché stabilire a quanto ammontano le risorse su queste materie è un'operazione complicatissima e in questo momento nessuno lo sa. Ma detto questo, il problema, come vi spiegherò fra un po', non è tanto l'anno zero, il problema è poi dopo cosa succede, cioè una volta che tu hai stabilito questo passaggio di risorse, come finanzi queste materie che vanno alle regioni nel tempo, ok? E quindi qui arrivano i problemi. I problemi e anche le questioni legate al divario, perché la coperta del bilancio dello Stato è corta, ok? Quindi diciamo sono questi gli aspetti ed è importante ovviamente, come dire, andarli a diciamo, guardare nei dettagli perché ci sono una serie di preoccupazioni. La prima preoccupazione è quali saranno le implicazioni di questa riforma, che al momento è un salto nel buio totale, nessuno lo sa. E ci sono molte preoccupazioni perché quali potrebbero essere le implicazioni? Io mi sono fatto un'idea, per esempio magari c'è in mente l'idea di fare una macro regione, no? Alcuni dicono ma così facciamo una macro regione del nord, noi cresciamo e poi vabbè. E poi anche su quel modello di crescita magari poi dopo se c'è tempo dirò qualcosa. Quindi per qualcuno facciamo una macro regione, ok? Perché poi alla fine Lombardia e Emilia e Veneto diciamo confinano. E poi soprattutto la preoccupazione, diciamo anche che allarma, è se
effettivamente, poiché queste materie riguardano lavoro, salute, istruzione, infrastrutture, cultura, insomma sono tutte materie che poi diciamo hanno una trasposizione sul piano dei diritti. Allora se tu introduci questa eterogeneità, perché dai tutte queste competenze in termini di, come dire, diritti, di godimento dei diritti fra i cittadini italiani, che succede? Ci saranno cittadini di serie A, di serie B, di serie C a seconda della regione dove risiedono, e questo ovviamente è una preoccupazione. Allora, molto brevemente, anche se è stato già richiamato, io voglio per inquadrare meglio il tema e soprattutto per capire, secondo me, adesso con questo cambiamento di governo che cosa potrebbe succedere, ok? Da questo governo Boccia da dove deve partire? Perché qui in questo momento Boccia secondo me non sa bene da dove deve partire, se dal percorso già fatto, e quindi io lo voglio richiamare per questo motivo, oppure se invece ripartiamo da zero. Questo è un punto molto importante che il nuovo ministro deve anche un po' risolvere e chiarire, perché non è ancora chiaro da dove vuole partire il Boccia, ok? Allora, qual è stato il percorso? Il percorso è stato, è partito malissimo, perché dopo quei famosi referendum che prima sono stati richiamati c'è stato questo accordo scellerato. Io non ho problemi a dire questa cosa, ho anche litigato con i miei colleghi che si sono occupati di questa cosa, che erano consulenti. Praticamente il governo Gentiloni 4 giorni prima delle elezioni firma questi accordi preliminari con le regioni. Le materie sono 5, quindi tutto passa in secondo piano, ma sì, sono 5 materie, eccetera, eccetera. Poi si scrive che si fa riferimento all'articolo 8, quindi c'è questo salto, intesa, il comma 3 dice intesa, allora hanno detto articolo 8 della Costituzione, cioè intesa con le confessioni diverse dalla cattolica, e quella tipologia di intesa non necessita, cioè non richiede, il Parlamento non deve emendare, ok? E poi soprattutto si scrive una cosa abbastanza veramente discutibile, perché si dice che bisogna stimare un fabbisogno su queste 5 materie, ok? Però questo fabbisogno doveva essere parametrizzato al gettito, il che significa che siccome il gettito, è stato detto poco fa, queste 3 regioni sono il 40% del PIL, sono le 3 regioni più ricche, parametrizzare questo fabbisogno al gettito, insomma, sarebbe stato un unicum a livello mondiale. Per la prima volta avremmo avuto una perequazione all'incontrario: sei più ricco ti diamo di più. Io avrei dovuto cambiare il mio corso di finanza pubblica, perché ho sempre spiegato ai miei studenti che la perequazione viene fatta in base alla capacità fiscale che almeno riceve di più. Qui è esattamente il contrario, ok? Questo articolo ha suscitato tanti allarmi, la secessione dei ricchi è partita da lì, e per cui dobbiamo dire che i nuovi testi di intesa che poi sono arrivati non hanno più avuto questo riferimento del fabbisogno legato al gettito, tranne il testo della Lombardia di maggio, che riporta il tema del gettito, ok? Quindi sostanzialmente l'accordo Gentiloni è il precedente, apre l'autostrada alla ministra Stefani, ok? È un punto del contratto di governo, questo il nuovo governo giallo-verde accede, fra un cronoprogramma, tante dichiarazioni, e tant'è che poi a febbraio si arriva a qualcosina. Niente di che, ma qualcosa c'è, tutto sempre in forma di trattativa riservata, nessuno aveva mai idea di queste cose, che però a un certo punto in maniera clandestina cominciano a circolare fra noi studiosi, e poi il 25 febbraio compaiono sul sito della ministra Stefani, ma attenzione, compare soltanto la prima parte, che si chiama titolo primo, i primi 8 articoli, e in questi primi 8 articoli c'è un articolo 5, che è quello che io commenterò, sulle risorse. La seconda parte, che si chiama titolo secondo, non ha mai che lunghissimo, sono tantissimi articoli, è la parte che, fa l'elenco delle funzioni rispetto alle materie che vengono declinate nel titolo primo, ok? Questa seconda parte circola sempre in maniera così un po' clandestina, sui vari siti, noi studiosi, ce lo passiamo via WhatsApp, via email, e ogni tanto compare sul sito del ROAS,
diciamo, quello che io oggi devo fare per onestà è parlare soltanto di questo titolo primo, perché è l'unico che ha avuto un minimo di ufficialità, i testi riconosciuti, come diceva la Stefani. Ora però bisogna anche dire che a differenza della fase Gentiloni, questa fase che ha seguito il febbraio 2019, cioè questa qui del 25 febbraio, è stata una fase in cui molto dibattito c'è stato, tra noi studiosi innanzitutto e anche un dibattito politico. Cioè le bozze del governo Gentiloni sono passate nel silenzio più totale, anche noi studiosi non sapevamo nulla. La prima io, che mi occupo di questi temi, l'ho saputo dopo, quando sono state approvate, mentre diciamo con questi testi c'è stata molta più dibattito tra noi studiosi, soprattutto per esempio è stato molto importante il ruolo che due commissioni hanno fatto, le due commissioni parlamentari, una sul federalismo fiscale e una sulle affari regionali. Ci sono state tutta una serie di audizioni, anch'io ad esempio sono stata audita, ma tanti colleghi, anche se diciamo era un po' bizzarro andare di essere auditi su testi che erano così, non si sapeva se erano ufficiali, ufficiosi, se erano cambiati. Questo è stato anche abbastanza diciamo peculiare. Detto questo però il dibattito c'è stato. Dopodiché siamo arrivati a maggio 2019 con nuovi testi che sono circolati, che sono quelli di maggio, che anche lì abbiamo avuto in maniera clandestina, e li abbiamo saputi perché a un certo punto, sempre in maniera clandestina, è comparsa una nota del Dipartimento degli Affari Giuridici che veniva consegnata a Conte. Questa nota è stata pubblicata su un giornale e su questa nota si riportava data 15 maggio, e da lì è partita la caccia ai testi del 15 maggio, ok? Ma questo a giugno è partita la caccia ai testi di maggio, e poi però i testi di maggio sono arrivati e sono peggiorativi, ed erano peggiorativi rispetto ai testi di febbraio. Ripeto, in quella della Lombardia per esempio io ho ritrovato il fabbisogno legato al gettito. In estate succede quello che succede e praticamente quello che ora pare che adesso c'è un altro testo del Veneto, solo del Veneto, che il 23 settembre è stato consegnato da Zaia a Boccia, mentre Emilia e Lombardia non hanno consegnato nuovi testi, ok? Allora, cosa possiamo dire? È stato quindi un percorso senza legislazione, e questo crea il caos, secondo me. È stato un percorso dove ci sono tutte queste richieste di decentrare queste competenze alle regioni, ma senza aver fatto tesoro, diciamo, del malfunzionamento del titolo V della Costituzione. A me quello che stupisce è che uno dei punti meno divisivi della riforma Boschi, che io ho avversato, anch'io valentinavo con Campi, con mio marito, eccetera, eccetera, però diciamo almeno uno dei punti meno divisivi era che sul 117 facevo un po' di riordino sulle competenze, proprio perché il titolo V non ha dato grande prova, perché alcune materie concorrenti tipo le infrastrutture si è detto ma no, devono ritornare allo Stato. Ok, tutto quel discorso è stato completamente accantonato, quindi senza far tesoro anche diciamo di molte proteste che dal mondo di Confindustria, anche Confindustria Veneto in questi anni ha fatto, così da me tutte queste competenze invece adesso dovrebbero andare alle regioni. Dopodiché è stato un dibattito che è stato portato avanti facendo molto sul tema dell'esodo fiscale, che è un po' il vecchio cavallo di battaglia delle risorse, un vecchio cavallo di battaglia poi alla fine da sempre della Lega, di Forza Italia. Io mi sono occupata di federalismo fiscale in generale nella teoria economica, ma io ho cominciato a studiare questo tema perché poi l'Università Cattolica tanti anni fa, la prima volta che Formigoni si presentò alle elezioni come elezione diretta, fece questa campagna elettorale sul 70-15-15, che non erano le misure di un concorso di bellezza, ma Formigoni, stiamo parlando ormai di anni fa, diceva 70% delle risorse le teniamo in Lombardia, 15% le diamo allo Stato e 15% le diamo alla perequazione.
Questo per dirvi che non è un tema nuovo. Sul residuo fiscale, il Sacco del Nord, dei ricorsi, eccetera, è stato costruito un consenso politico, ok? Anche Maroni in Lombardia, quando c'era stata la campagna elettorale in cui poi lui aveva vinto, in Corso Buenos Aires c'erano striscioni 70-15-15, ok? Ora, le materie, qui non dico nulla perché poi dopo appunto Francesco dirà tutto quello che c'è da dire. Le materie abbiamo detto che sono 23 materie e questi sono gli ambiti, e qui io ho copiato proprio quello che ha scritto Francesco più volte, perché secondo me è veramente molto efficace. Cioè qui la questione è: ma si tratta di seguire suggestioni della teoria economica, giuste suggestioni che dicono che il decentramento potrebbe, essere una prospettiva interessante laddove valorizza delle vocazioni territoriali, no? Allora c'è tutta una teoria economica che dimostra che più decentramento può anche portare crescita economica, ma qui, proprio per usare un'espressione che usa spesso Francesco, perché questa bulimia? Qui secondo me il progetto è un altro, è proprio valorizzare le regioni in senso politico, e secondo me si sta guardando al modello delle macro regioni. Ma poi soprattutto, questo è un aspetto che spesso i giuristi fanno notare: se io svuoto il 117 da queste 23 materie che le porto tutte alla competenza esclusiva delle regioni, supponiamo tutte quante dovessero chiedere queste 23 materie, perché sulla carta lo possono fare, ma che fine fa il titolo quinto? Cioè il tema è che tu attraverso un comma stai modificando altri articoli della Costituzione. Io, come mi dicevo all'inizio, non sono una giurista, però da quel poco che capisco mi rendo conto che anche questo non è una questione secondaria, che tu tramite un comma stravolgi un altro articolo della Costituzione. Ora parliamo delle motivazioni, ma su che motivazioni queste regioni vogliono queste funzioni? Quali sono le motivazioni? Le motivazioni qui sono veramente un po' buffe, fatemelo dire. Noi siamo meglio degli altri, noi siamo più bravi, ma si sa che Zaia, quando lì si fa questa domanda anche su Bertolisti nel libro che è appena uscito, si sa che noi siamo più bravi. E perché siete più bravi? Si sa che vengono tutti in Veneto a curarsi, benissimo. Quindi queste sono le motivazioni, ok? Ora, quindi cerchiamo di, dare un vestito più, elegante a queste motivazioni. Ora, sostanzialmente le motivazioni sono due: sono economiche ovviamente, e le motivazioni possono essere per questioni redistributive. C'è un conflitto redistributivo in questo momento in Italia, perché ci sono queste leggi che perché la redistribuzione di risorse tra territori c'è sempre stata, ma ora vi dirò che cos'è. Però effettivamente con la crisi questa situazione ha un po' creato problemi. Il conflitto redistributivo tra i territori è aumentato per effetto della crisi. Tutti hanno subito tagli, al sud, al nord, eccetera, e questi tagli ovviamente stanno creando dei malcontenti. Quindi questo è un dato di partenza che non ci possiamo nascondere, ok? E poi motivazioni di efficienza, e sulle motivazioni di efficienza poi vi dirò cosa si intende. Allora, la redistribuzione, cioè sostanzialmente queste tre regioni del residuo fiscale, no? Dicono: noi diamo troppo alle altre regioni, ok? E tendono a calcolare questo residuo fiscale a livello territoriale, che sostanzialmente sarebbe la differenza a livello territoriale tra quello che tutti i cittadini di un territorio pagano con i tributi allo Stato e quello che ricevono in cambio dallo Stato in termini di spesa pubblica. Okay? Quindi il residuo fiscale sarebbe la differenza a livello regionale, la differenza fra le spese e le entrate. I residui fiscali di queste tre regioni sono negativi, nel senso che loro pagano di più rispetto a quello che ricevono dallo Stato in termini di spesa pubblica. Okay? Ma perché pagano di più? Perché producono il 40% del PIL, ok? Quindi è ovvio che a livello aggregato e a livello di volume queste tre regioni hanno più tributi rispetto alle regioni più povere, perché i tributi sono correlati, la capacità fiscale è correlata al PIL di un territorio. Allora, quindi loro dicono è sbagliato, però quindi diciamo loro dicono dobbiamo ridurre questo residuo fiscale, ok?
ok, questo meno dobbiamo ridurlo. Ma ora vi voglio far capire meglio cos'è il residuo fiscale, non so se si vede. Bene, adesso il problema è come si calcola questo benedetto residuo fiscale. Okay? E ve lo dico da esperta di residuo fiscale, perché io ho cominciato a calcolare residui fiscali con Massimo Palmignoli, secondo me, alla fine degli anni 90, perché eravamo stati coinvolti in un progetto europeo, in un libro, eccetera. Nessuno parlava di residui fiscali, noi ci hanno tirato dentro in questa cosa, perché in Spagna lo calcolano, in Canada lo calcolano, e ci avevano chiesto di fare a noi un capitolo su questo libro e ci siamo messi a calcolare i residui fiscali. Allora, i residui fiscali sono una cosa, come dire, molto opinabile, perché il tema è come regionalizzi la spesa, come calcoli il beneficio che il cittadino ha dalla spesa pubblica dello Stato, la spesa che lo Stato italiano fa in una caserma in Veneto, ok? Quella spesa lì è una spesa che devo distribuire fra tutti i cittadini italiani in termini pro capite, cioè il principio del beneficio, perché dopo tutto la difesa, poi la caserma lì è la difesa per tutti gli italiani. Oppure quella spesa per la caserma è soltanto, la devo misurare in termini di pagamento, quindi un pagamento che va su quel territorio. Ci sono vari metodi per regionalizzare la spesa, che è il principio del beneficio o il principio del pagamento. La teoria economica ha sviluppato tutta una serie di considerazioni e questo è il primo punto. È chiaro no, quello che sto dicendo? Cioè in un posto, a seconda di come tu regionalizzi la spesa, i dati possono dirti tutto quello che vuoi. Ok? Quindi il primo punto è la spesa e poi ovviamente regionalizzare le entrate è più facile perché le entrate sono i tributi che noi paghiamo, l'IRPEF, che a livello quindi che si può fare, che lo Stato sa a quanto ammontano a livello regionale, ok? Però se per esempio voi guardate questi numeri, che sono i residui fiscali, non quelli che ho calcolato io, perché non sono una fonte ufficiale, ma quelli che ha calcolato la Banca d'Italia e diciamo i conti pubblici territoriali che sono le istituzioni autorevoli, i numeri sono completamente diversi. Per esempio nel caso della Lombardia, ok, in base ai dati della Banca d'Italia il residuo fiscale è meno 5.000 euro, cioè il cittadino lombardo dà allo Stato 5.000 euro in più rispetto a quello che riceve dalla spesa pubblica. In base ai dati dei conti pubblici territoriali è 3.000 euro. Qual è il dato giusto? Sono entrambi giusti, perché queste istituzioni regionalizzano la spesa sulla base di diversi criteri, ok? Ma detto questo, quindi, già che ho detto che quando vediamo questi numeri sui residui fiscali, come dire, li leggiamo, li osserviamo e poi vabbè, diciamo ok, bene, ok, questi sono i numeri, fine, ok? Ma non solo quindi c'è un problema sulla spesa, ma poi qual è il significato del residuo fiscale? È un significato totalmente sbagliato da un punto di vista dell'argomentazione veneta, perché questa differenza deriva dal fatto che le entrate dipendono dalla redistribuzione che lo Stato fa in base all'articolo 53 che diciamo dà la progressività del sistema fiscale per tutti i cittadini, cioè un cittadino ricco lombardo paga tanto quanto un cittadino ricco napoletano, ok? Quindi il residuo fiscale è semplicemente l'esito della redistribuzione sui territori, ma che non è l'esito di una scelta, come dire, una scelta che lo Stato fa sul territorio, è l'esito dell'articolo 53 della Costituzione. Ed è una cosa pericolosissima perché io, per esempio, abito in centro a Milano e voglio calcolare il residuo fiscale perché sicuramente è diverso rispetto a chi abita a Quartoggiaro. E allora io perché devo dare servizi a quelli che abitano a Quartoggiaro? È un quartiere periferico. Io ricevo gli stessi servizi in centro a Milano da chi abita a Quartoggiaro, ma pago molto di più perché sono più ricca. E allora cosa facciamo? Torniamo i servizi a Quartoggiaro? È chiaro? No? Cioè se ci mettiamo questa logica di calcolare i residui fiscali, a parte che sono dati, cioè, che significato portiamo a casa? Ok? Quindi questa idea del residuo fiscale è veramente
un'idea sbagliata e secondo me lì anche molta responsabilità ha avuto una certa stampa letteratura. Pensate a Ricorsi, il famoso libro Il Sacco del Nord. Io non ho mai capito Ricorsi cosa ha sommato e sottratto quando calcolava pure questi residui fiscali, non ho mai capito, però c'è stata tutta questa campagna che queste regioni davano di più, ma davano di più perché sono più ricche, ok? Un cittadino lombardo dà allo Stato, ricco dallo Stato, quanto tanto un cittadino napoletano ricco, né più né meno, ok? Allora, adesso passiamo alla motivazione legata alla motivazione dell'efficienza. Allora, le motivazioni di efficienza sono motivazioni sacrosante, ok? Cioè nel senso che, come vi ho detto io poco fa all'inizio, il decentramento a partire dagli anni 90 è stato portato avanti sul fatto che se ci sono determinate condizioni, il decentramento porta più efficienza, perché consente di tenere conto delle preferenze diverse, consente di fare innovazione, consente di esplicare esternalità positive, eccetera, eccetera. Ma le motivazioni di questi qua che dicono di efficienza è l'articolo 1, cioè loro vogliono queste competenze perché diciamo, questo corrisponde alle specificità proprie delle regioni, immediatamente funzionale alla sua crescita e sviluppo. Questa è la motivazione di efficienza che noi troviamo. Se vi convince, a me sembra veramente molto debole come motivazione. Non solo, a me ha dato molto fastidio, e lo dico ad ogni convegno, leggere su dei documenti ufficiali della Regione Lombardia il fatto che la Lombardia chiede queste competenze sulla base della virtuosità del territorio e sulla sua diversità sociale. Okay? Ora io mi sono sposata con un lombardo nel 98 perché dico non si sa mai il passaporto, io così ce l'ho, io sono di Palermo, mi sono sposata con un lombardo e sono a posto perché ai tempi c'era già la secessione. Quindi sono da 30 anni che vivo con un lombardo e io questa diversità sociale sua rispetto a io che arrivo da Palermo non la riscontro, per cui fa impressione vedere questa motivazione della diversità sociale su un documento della Regione Lombardia. Dopodiché Zaia cosa dice? Noi vogliamo, questa in audizione, vogliamo massimizzare la prova di efficienza che l'istituzione regionale ha già fornito. Qual è questa massimizzazione di efficienza? È che tutti vengono in Veneto a curarsi, ok? Quindi per Zaia questo è già sufficiente. Quindi rimane tutto da dimostrare quali sono i criteri in base ai quali, i criteri di efficienza in base ai quali le regioni chiedono tutte queste materie, e questo è molto importante perché secondo me se ci volessimo mettere in un percorso giusto ed equilibrato di regionalismo differenziato, dal mio punto di vista la prima cosa che andrebbe fatta è una legge quadro dove stabilisce questi criteri, ed è importante perché stabilire questi criteri mette le carte per intavolare una discussione seria fra il governo e le regioni, perché se non scriviamo questi criteri appena poi la Calabria chiederà le 23 materie, su che base lo Stato deve dire alla Calabria no, non te le do, dopo aver dato queste 23 materie al Veneto? Perché dovrebbe dire no alla Calabria o alla Campania? Perché non ci sono criteri, è tutta una negoziazione fra due esecutivi, addirittura prima era fra la Stefani e l'assessore, adesso Boccia che è del sud, quindi ci possiamo fidare, noi del nord ci dobbiamo fidare di Boccia che è del sud, non lo so, probabilmente no, neanche di Boccia ci possiamo fidare se andiamo avanti con questo discorso. Quindi stabilire quali devono essere i criteri per mettere i confini a queste funzioni nell'ambito delle materie secondo me è fondamentale. Allora, qui non penso di avere ancora molto tempo, però voglio soltanto dirvi un'altra questione. Ora si è parlato, come ho detto poco fa, delle risorse, no? Ma quanto è rilevante questa questione delle risorse? Perché probabilmente noi economisti abbiamo anche noi a nostra volta esagerato enfatizzando troppo questo tema delle risorse. Allora, ovviamente da un punto di vista di trasferimento di soldi dal bilancio dello Stato al bilancio di queste regioni diventa molto rilevante qualora veramente si dovesse passare a decentrare l'istruzione, ok? Perché lì si tratta di tante risorse,
miliardi e mezzo per Lombardia, 2,3 per il Veneto, eccetera. Mentre se togliamo l'istruzione, alla fine non è che si tratta di tantissime risorse, sono circa 100 miliardi che per carità non sono pochi, soprattutto se dovessero avere un impatto redistributivo tra le regioni, però anche lì stiamo attenti quando Zaia ci dice ma poi non succede nulla, non è vero, perché poi invece quello che potrebbe succedere è duplicazione di costi, eccessiva burocrazia. Tu non è che puoi licenziare i dipendenti dei ministeri che poi devono stare con le mani in mano perché è passato tutto al Veneto, quindi anche lì non c'è molta chiarezza. Allora, qui adesso voglio dirvi due cose anche qui per avere chiaro qual è il punto della discussione. Quando Zaia e Fontana dicono non ha impatto sul bilancio dello Stato e non succede nulla alle altre regioni. Allora, cosa succede? Succede che tutto il tema di queste risorse è normato da questo articolo 5 del titolo primo, dove si stabiliscono tre criteri per il finanziamento: spesa storica, fabbisogni standard o media pro capite nazionale. Loro dicono a regime, quando tutto fabbisogni standard, a cui mi ricollego a quello, fabbisogni standard significa, supponiamo che noi stabiliamo i livelli essenziali delle prestazioni, che non ci sono in questo momento, dovevano essere fatti già dal 2001 in teoria, ma poi appunto dalle varie leggi, ma non ci sono, i livelli essenziali delle prestazioni non ci sono, e quindi non ci sono neanche i fabbisogni, perché i fabbisogni sono la trasposizione finanziaria di un livello essenziale delle prestazioni, ok? Loro dicono, ci dovrà essere, quando ci saranno i fabbisogni, useremo i fabbisogni, ok? Anche se i fabbisogni non ci sono. Se non all'inizio, in attesa dei fabbisogni, che loro dicono entro un anno saranno fatti, cioè non si sono fatti negli ultimi 15 anni, in un anno li dovremmo fare. All'inizio la spesa storica, ok? La spesa storica significa, quindi prendiamo il bilancio dello Stato, vediamo a quanto ammontano queste risorse, operazione difficilissima, ok? Perché neanche la Ragioneria Generale ancora riesce a capire le funzioni, cosa significa e quanto ammontano le risorse, anno zero, e poi dopo le finanziamo con una piccola di compartecipazione. Ora vi dico che significa. Quindi, allora dicono a regime fabbisogni, il primo anno la spesa storica, e poi eventualmente se non si dovessero fare i fabbisogni usiamo il criterio del costo medio pro capite per ogni funzione. Tant'è che a maggio, a febbraio, c'era questa famosa tabella della Ragioneria Generale dello Stato in cui si calcolava per ogni regione la spesa media pro capite in istruzione, ok? E Lombardia, Veneto ed Emilia hanno una spesa pro capite in istruzione più bassa del dato medio nazionale. Loro dicono ci dovete portare almeno la media. Ma attenzione, non è la spesa per studente, è la spesa media pro capite, che non c'entra nulla con la spesa per studente. Okay? La spesa per studente, grosso modo, non è così sperequata, e se la spesa per studenti in una regione potrebbe essere più alta, potrebbe dipendere dal fatto che il personale magari è più anziano, o perché ci sono comuni montani e le classi sono più piccole. Cioè la spesa per studente, con la poca variabilità che c'è, potrebbe dipendere da specificità dei territori, quindi non è uno spreco, ok? Calcolare la spesa pro capite è proprio un assurdo totale, ok? Io ai miei studenti, oltre alla storia del fabbisogno, avrei dovuto spiegare il fabbisogno zero, avrei dovuto spiegare questo nuovo meccanismo perequativo della spesa pro capite, ok? Ma concentriamoci sulla spesa storica, perché dove Zaia fa il furbo. Allora, Zaia e Fontana, anche comma 2, la sua questi tre criteri devono tenere conto del fatto che non ci devono essere nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, e questo ormai vale sempre, no? Perché la coperta è quella, ok? E poi alcun vincolo non deve aumentare la pressione fiscale, ok? Quindi i conti dello Stato sono sempre quelli, non si può dare un euro in più, perché la coperta è sempre quella. Allora, cosa significa? Significa per esempio, supponiamo per esempio, quindi in base alla spesa storica, la Ragioneria Generale dello Stato è bravissima, stima quanto costa la funzione
100, ok? Quindi dice va bene, ti do questa funzione, costa 100. Come finanziamo questa funzione? Sai, a Fontana dicono con un'aliquota di compartecipazione, che è possibile, è previsto dalla normativa. Quindi supponiamo che tu hai un gettito nel tuo territorio da IRPEF pari a 1000, tu con il 10% di 1000 finanzi 100. Nessun effetto sul bilancio dello Stato, tutti felici e contenti, ok? Quindi hanno ragione a dire quando nell'anno 1 non succede nulla, tu semplicemente con il 10% sull'IRPEF ti finanzi questa funzione che prima costava 100 allo Stato e continua a costare 100, ok? Ma la questione è cosa succede nell'anno 1 e qui arrivano i guai, perché qui c'è il tema dell'extra gettito su cui stanno litigando, perché anche a maggio ed aprile sentivamo l'extra gettito ce lo teniamo noi, ok? Che significa extra gettito? Siccome questo è l'anno 1, poi negli anni, tutti gli anni nel bilancio dello Stato la spesa cresce e le entrate crescono. Solitamente le entrate hanno una dinamica che è superiore a quella delle spese. Guardate per esempio, questa è il Veneto, una stima fatta dall'Ufficio parlamentare di bilancio. La spesa in istruzione cresce di più rispetto alla dinamica dell'IVA, che le entrate perché per esempio c'è più crescita economica rispetto alla dinamica della spesa che grosso modo rimane stabile, addirittura diminuisce se supponiamo in istruzione cala, manca anche il numero degli insegnanti, è chiaro o no? Allora cosa succede? All'anno 2 per esempio quindi c'è crescita economica e il gettito da 1000 diventa 1100 e questo è fisiologico che il gettito aumenta. Mentre quindi io con il 10% di compartecipazione mi porto a casa 110. Ma l'istruzione, quella funzione, l'anno 1 mi costava 100, adesso mi costa 101, ho assunto l'insegnante in più, ok? Quindi ho 110 di gettito e 101 di spesa. Mi tengo, io Regione Veneto, 9 di extra gettito, ok? E ci faccio quello che voglio fondamentalmente. Se non me lo tenessi io, ma appunto non ci fosse questo sistema, rimarrebbe in capo al bilancio dello Stato, no? E il bilancio dello Stato con questo extra gettito può ridurre il deficit o finanziare altre funzioni. Ma qui c'è il tema che il gettito aumenta, la spesa rimane grosso modo quella e questo extra gettito non rimane più in capo allo Stato, ma se lo trattiene la Regione. Okay? Questo è un punto non secondario ed è un punto che sta, diciamo, che sta un po' creando, come dire, contrasti. Le bozze si sono anche renate per questo motivo, non soltanto per le funzioni, ma su questo articolo 5, dove loro su questa storia dell'extragettito non cedono, ok? Benissimo. Dopodiché io qui dico soltanto due parole perché sto rubando molto tempo. Voglio soltanto dire che tutto questo sistema di articolo 5 è stato messo in piedi non tenendo minimamente conto di quello che succede o che dovrebbe succedere per le regioni straordinarie. Cioè, noi abbiamo avuto l'articolo 119, ok? Poi abbiamo avuto una legge delega di attuazione, la legge delega 42, un decreto 68 sul fisco regionale, che in questo momento è arenato, appunto non ci sono i LEP, non ci sono i fabbisogni, ok? È come se vi dicessi in questo momento il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario è in una fase di stallo, non ha avuto compimento il titolo quinto, ok? Il federalismo fiscale è diventato un albero storto, che il processo non è andato avanti in maniera ordinata, anche per motivi legati alla crisi economica, ok? Bene. Ora cosa succede? Succede che loro hanno messo in campo dei test di intesa in cui disconoscono totalmente quello che invece è il riferimento corretto, ok? Perché il 116, il comma 2 del 116 ha come vincolo il 119, quindi il 119 andrebbe richiamato nella sua interezza. 119, legge delega e decreto 68. Okay? Invece loro pensano totalmente ad un altro modello, perché il modello che hanno in mente è quello delle regioni a statuto speciale. Okay? Ora, noi economisti
giuristi abbiamo criticato molto questo aspetto, cioè abbiamo scritto in tutte le fasi dovete fare riferimento alla legge delega. E infatti, sorpresa sorpresa, nel testo di settembre che Zaia ha mandato a boccia, nell'articolo 5 finalmente compare la legge delega e il decreto 68, quindi ce lo richiamo. Ma se lo leggete è un richiamo di facciata, lo richiamano perché rimane tutto invariato. Lo richiamano così ci danno il contentino, perché noi abbiamo detto le audizioni, per esempio che Tretto, nelle audizioni che ha fatto la commissione per il federalismo fiscale, ma anche io, la Cecilia Guerra, mi ha detto ma come? Voi dovete pensare a un sistema di finanziamento che è un aggiustamento al margine di quello che già esiste, di questo benedetto decreto 68, non è che possiamo aprire un altro cantiere, è un aggiustamento, quindi il contentino è stato dato in questi testi di settembre, però poi se andate a leggere l'articolo 5 è tutto invariato, spesa storica, fa bisogno che non ci sarà mai, e quindi voglio dire messo lì così come una specie anche di bandierina e un costo storico. Allora io chiudo, qui adesso ci sono le domande che sono, io ho un'impressione, questa è una conclusione, sì. Questo fatto del 119, no? Quindi stabilisce obblighi di fondo per sì. Cioè forse per magari... Certo, il 119 è l'articolo 2001 c'è 116,3, 117 e 119. Il 119 declinava i nuovi principi per l'autonomia finanziaria delle regioni e poi c'era anche un comma in cui si diceva, io ho anche richiamato qui un comma importante, l'articolo 119 contiene l'obbligo perequativo per lo Stato, quindi questo richiamo che loro fanno al 119 è un vincolo, ok? Per cui bisogna tenerne conto, ok? Io poi fatemi fare una considerazione più politica che economica, ma che in realtà le cose vanno insieme. Allora, io poco fa vi ho detto che c'è una teoria, no? La teoria del federalismo fiscale, che effettivamente studia il decentramento e però ha anche studiato, ma poco, il regionalismo differenziato. E questa teoria economica che studia il regionalismo differenziato dice attenzione, laddove ci sono divari molto forti, divari territoriali molto forti come il caso italiano, il regionalismo differenziato può servire per placare queste istanze secessionistiche, perché è indubbio che tutto nasce da un conflitto redistributivo, perché in Italia i divari sono molto forti, quindi è indubbio che tutta questa situazione nasce fuori dal fatto che c'è questa geografia del malcontento, che guardate bene non è un fenomeno solo italiano, la geografia del malcontento in questo momento è studiata a livello europeo, la vendetta dei territori che non contano, la Brexit, eccetera, eccetera. Per cui un regionalismo differenziato, se ben attuato, può effettivamente attutire queste istanze secessionistiche. Ma io ho l'impressione che una riforma, fatta appunto, se si facesse come chiedono loro, secondo me è una riforma che potrebbe acuire ancora di più questi conflitti redistributivi, non li attutisce. La mia preoccupazione è che diventerebbero talmente forti i divari. A questo punto perché i Veneti devono poi? A questo punto dobbiamo mettere un freno alla mobilità, per esempio, alla mobilità in istruzione, alla mobilità anche sanitaria, e perché poi comunque siccome parte, se veramente questa macro regione diventa così ricca e efficiente, perché comunque un cittadino lombardo dovrebbe contribuire anche per poco a questi territori così inefficienti, laddove si dimostrasse che veramente c'è questo divario così forte? Perché dovrebbe anche per poco continuare a contribuire a questi territori inefficienti o che spendono male? Per cui io ho l'impressione che è una riforma che nasce da esigenze anche legittime, perché alcune politiche nazionali non è che hanno dato prova di grande efficienza, alcune politiche nazionali oggettivamente sono
state fatte male, quindi un ripensamento su alcuni temi e sulla riallocazione di alcuni poteri va fatto. Ma io ho l'impressione che se andiamo soprattutto sul tema delle risorse, su alcune competenze, se i divari che già esistono si dovessero esacerbare, io temo che le istanze secessionistiche o redistributive si possono addirittura acuire. È il caso della Catalogna insegna, no? Basta.